Tra le cose assurde e senza tempo che mi stavano capitando su quell'isola, c'era il fatto che avessi accettato di vivere a pensione da una zitella, Caterinetta, una donnetta bassa e rinsecchita che portava corti i pochi capelli grigi che aveva in testa, tenuti fermi con vistose forcine floreali e che vestiva sempre abiti color pastello abbottonati fino al collo. Ero partita così di fretta che non avevo avuto il tempo di trovarmi un posto dove stare. Ma per me non era una cosa così insolita. Mi piaceva partire senza nulla di organizzato. Ero convinta che progettando il meno possibile si potessero vivere avventure più emozionanti, più vere, piuttosto che organizzando tutto per filo e per segno dal divano di casa. E così avevo fatto anche questa volta. Per la stessa ragione del viaggio, dal diario di Carla Fiorentino, i tonni non nuotano in scatola, all'interno del progetto Librus. Carla, un abbraccio, benvenuta. Ciao a tutti, bentrovati. Carla, che bello, grazie per la tua disponibilità generosa, preziosa, in questo momento così, come dire, un po', io lo chiamo un tempo dispari, però in cui fortunatamente c'è chi come te, e come tanti che ci stanno un po' accompagnando in questo viaggio, sente ancora l'ostinata direzione contraria, l'esigenza di raccontare e raccontarsi. Sì, devo dire la verità, appunto, a parte che è un piacere, ma sempre in questo momento, appunto, come sospeso, in questo tempo sospeso che stiamo vivendo, devo dire che questi incontri anche online, io il libro è uscito il 25 di giugno, quindi in pieno momento in cui incontrare i lettori di persona non era facilissimo, sono davvero preziosi, ecco, questi ponti che andiamo a creare con i lettori, diciamo di tutta Italia, che è anche un'altra cosa bella. Devo dire che tanti lettori mi hanno detto in realtà quella che sembrava insomma una scorciatoia, anche un po' un palliativo per sostituire gli incontri diretti, è diventato un'amplificazione dell'incontro, perché tu in realtà facendo così raggiungi molti lettori, anche quei lettori che magari stanno in posti belli e piccoli come l'isoletta della quale parleremo oggi e che spesso non hanno nessuna maniera diversa di incontrare libri e autori. E hai già toccato tanti argomenti interessanti, questa modalità che in qualche modo abbatte le distanze Sì, della comunicazione, ci avvicina sui temi e rimane una memoria, rimane un archivio, Carla, insomma tu capisci bene cosa voglio dire, perché insomma hai anche, come dire, una visione tua anche giornalistica oltre che sì. narrativa, quindi puoi ben comprendere il tema che sto cercando di toccare. Hai ben detto, e il fatto che resti è importantissimo. Io appunto, come tu sai, e anche qualche mio lettore, lavoro nel mondo dei libri da ormai più di 16 anni e devo dire utilizziamo moltissimo, anche io appunto sono direttrice editoriale della casa editrice Emons, sono stata direttrice commerciale in Nottetempo, quindi mi sono sempre occupata di promozione dei libri e promozione della lettura e ho sempre utilizzato diciamo l'internet come lo chiamo io e i social e i video proprio come strumento di qualcosa che resti, che è importantissimo perché poi sai le altre, poi io vivo a Roma che è una città dove spesso è anche difficile raggiungere i posti dove accadono le cose, quindi avere la possibilità di una registrazione di qualcosa che resta, come tu stesso hai detto, è un privilegio. Senti, da quel divano più o meno dove io ti sto più o meno inquadrando, tra virgolette, hai deciso di rifare un viaggio molto particolare, per il viaggio Sì. stesso, insomma, perché su quell'isoletta di cui tu ci racconterai, solo viaggiando in un certo modo ci si può arrivare in qualche modo, Carla. Sì, allora diciamo che il viaggio appunto verso quest'isoletta per me è un viaggio, è anche un po' per la protagonista che per certi versi come è impossibile quasi fare diversamente, mi somiglia. È un viaggio geografico perché appunto per venire ad esempio da Roma, come sappiamo, l'isoletta in questione, lo diciamo, è l'isola di San Pietro, nel sud Sardegna o come molti la definiscono
Carloforte, che è il nome poi della sua cittadina. Da Roma, per esempio, appunto un doppio viaggio, perché devo prendere l'aereo per arrivare a Cagliari e poi la macchina per arrivare al porto insomma, da dove uno decide di imbarcarsi, e poi il traghetto, per cui è un viaggio nel viaggio, una specie di epopea per certi, anche se adesso poi è molto semplice. E in più, nel mio caso, è anche un viaggio emotivo, perché appunto io ho delle origini carlofortine, il mio nonno materno era carlofortino e frequento l'isola da sempre, da quando ero bambina, e quindi tanto di più adesso in questi miei 20 anni di vita romana è diventato il luogo, rappresenta il luogo dell'altrove, cioè quel luogo nel quale mi rifugio tutte le volte che la vita appunto romana, che ha tantissime bellezze e come tutte le bellezze se le fa pagare, mettiamola così, insomma, mi affligge, ed è, diciamo, questo il bisogno d'altrove che è mio, ma come viene espresso nel libro, secondo me è un po' del nostro contemporaneo, è uno dei temi fondanti del libro. Il tuo altrove, la tua altra si chiama Vetta, che insomma anche lei si muove, come dire, da un punto di vista di indagine umana e giornalistica e non solo, arriva su questa isoletta. Insomma, l'isola nell'isola, tra l'altro la chiamano da queste parti, Carla. Sì. Sì, beh, Vetta, diciamo, da questo punto di vista fa proprio questo viaggio qui, perché lei è una reporter che scrive, una giornalista, mettiamo così, che scrive per una rivista di viaggi e fa base a Roma, quindi questo è un po' l'elemento comune. E anche lei, come me, appunto, vanta quest'origine carlofortina e questa frequentazione dell'isola, però interrotta. Quindi lei, diciamo, ha questa memoria fanciullesca che se vogliamo ne amplifica secondo me anche un po' gli aspetti onirici e anche i pregi, come spesso succede nelle nostre memorie bambine, no? Quindi lei ha questo ricordo di quest'isola meravigliosa che non ha mai più voluto sporcare, per cui ha interrotto nel momento in cui si è interrotta la sua frequentazione fanciullesca, per cui decide di tornarci insomma per una in qualche modo per una fuga, decide di fuggire da una situazione del suo quotidiano insomma, che la spaventa, e sceglie proprio Carloforte come luogo di fuga, e un po' anche in questo insomma, si comprende questo senso di altrove, questo senso di luogo dell'anima dove rifugiarsi, che Carloforte in realtà ha e rappresenta nel cuore di molti, come dicevamo chiacchierando prima fuori, insomma, nel dietro le quinte, mettiamola così. Sì. Mi è capitato in questi giri che ho fatto, perché poi ho avuto la fortuna appunto che il libro uscisse il 25 di giugno, quindi ho un pochino di presentazioni, di incontri con qualche lettore, l'ho fatto anche nel continente, insomma, come diciamo noi sardi, e mi è capitato nei luoghi più impensati di trovare dei lettori che portavano Carloforte nel cuore e che lo hanno adottato anche loro come loro luogo dell'altrove. Quindi ho raccontato in realtà quasi involontariamente, perché poi raccontavo una cosa mia, però sono andata incontro effettivamente a qualcosa che accomuna tanti, che è curioso per un'isoletta che in realtà uno non cioè, almeno non si aspetterebbe che fosse così, insomma, dentro le anime di persone sparse dappertutto in Italia e non solo. Attraverso Vetta possiamo subito capire un po' l'atmosfera che c'è su quest'isoletta, no? I paesaggi, le suggestioni, la lingua, il cibo, la conformazione un po' atipica, se vuoi, no? Anche da un punto di vista urbano e abitativo dell'isola, tutti elementi che insomma in qualche modo poi hanno una valenza forte anche nella narrazione, Carla. Beh, sì, devo dire la verità che insomma, ho fatto una furbata, come si suol dire, quindi diciamo la mia attitudine, il mio sentimento, il mio amore verso Carloforte è stato ripagato, perché Carloforte da sola valeva la pena del libro, non so come dire. Quando io faccio appunto le presentazioni incontro ai lettori, è bellissimo perché due sono le domande che in genere mi vengono fatte. Uno è
per quelli che Carloforte non la conoscono, quando posso andare, mi porti a Carloforte, dammi dei consigli per andare a Carloforte. Infatti io che ho incontrato l'assessore quando ho fatto la mia promozione e ho fatto una bellissima presentazione proprio dentro Carloforte, una delle prime, gli ho detto mi dovreste fare almeno un mezzo busto sulla Marina, perché effettivamente ho aiutato la diffusione della cultura carlofortina. E l'altra domanda, vabbè, un'altra invece che poi magari vedremo quando sentiremo di più nel libro, è datemi il numero di telefono di Pietro, che è questo personaggio, no? Questo bel sommozzatore che interviene, che è il primo incontro che fa Vetta quando sbarca a Carloforte, ed è anche un po' il suo Virgilio, chiamiamolo così, è quello che proprio la porta, come dici tu, a conoscere tutte le caratteristiche dell'isola che lei appunto serbava dentro di sé come ricordo, però un po' alterato dalla fanciullezza che l'aveva vista protagonista. Per cui è un po' il suo cicerone, la porta a conoscere i piatti tipici, a mangiare nei ristorantini e a fare anche insomma il tour delle spiagge belle o dei punti dei belvedere, mettiamo così, o delle scogliere. Sì, diciamola, sicuramente una delle cose che colpisce di più quando racconti Carloforte è questa stranezza, no? Di trovare, insomma, nascosta tra le acque del Mar di Sardegna un'isola dove in realtà vive una comunità che parla una lingua che non c'entra niente con il sardo, perché appunto sappiamo il tabarchino è una lingua di origine ligure, un po' contaminata da questo passaggio che questi abitanti che provenivano da Pegli in Liguria a metà del Settecento hanno fatto prima nelle coste africane, appunto passando da quest'isola che si chiama Tabarca, che ormai non è più un'isola ma è un promontorio, e poi sono approdati a Carloforte, quindi si sono trascinati un pochino di cultura africana e l'hanno poi portata in un luogo dove in realtà appunto si doveva parlare sardo, in teoria, anzi sulcitano, non so perché appunto. E questa contaminazione mista, diciamo, tra la cultura africana e quella ligure la troviamo anche nella cucina, che è un'altra grande protagonista del romanzo, perché abbiamo appunto piatti, la nostra Vetta mangia cucinati da Caterinetta, che è la sua ospite, la signorina che la ospita a pensione in casa, le fa assaggiare, quindi c'è questo il cascà, che appunto non è niente altro che un couscous, quindi di origine africane, ma poi appunto rivisitato, oppure il pasticcio alla carlofortina, che non è altro che una specie di pasta al tonno, ma con un tonno nobile e con un pesto nobile, perché poi è il pesto ligure che i carlofortini hanno riadattato. Quindi, secondo me, sicuramente una delle fortune del mio libro è stato il fatto di ambientarla a Carloforte e quindi di impossessarmi di queste perle che sono appunto, oltre alla meraviglia geografica che rappresenta la perla di mare, di scogliere, di tutto, anche proprio questa chicca, diciamo, culturale. Ho avuto il piacere e la possibilità di vivere circa 4 mesi su quell'isola con la mia Vedi, compagna archeologa e ho mangiato anche la bobba, cara Carlo Fiorentino, insomma, la bobba. Mio piuttosto padre è un che, grande stimatore. piuttosto che da parte di Vincenzina, la sarta, no, di Carloforte, Sì, che sì, ha origini proprio genovesi, ma ovviamente viveva lì da oltre troppi anni. 50 anni, che ci ha anche cucinato e cucito la simma genovese che tanto ha cantato Fabrizio De Andrei proprio nel Eh, suo storico brano in genovese a simma nell'album Le Nuvole. sì, sì. Insomma, quindi evidentemente è un approdo che riserva inevitabilmente innanzitutto l'approccio tra l'approdo e la relazione umana, lo scambio, no? Al di là degli stereotipi, ci si arriva ecco, da viaggiatori e non da turisti, perché altrimenti non puoi capire l'essenza di quel tipo Sì, di contesto, Carla. sì, è difficile anche perché i Carlofortini che appunto vengono raccontati nel libro ci sono queste, insomma, i personaggi che sono tanti, perché la caratteristica di questa storia, che è un po' la caratteristica in generale delle mie storie, è quella di in realtà di approfittare di un io narrante, che in questo caso, come tu hai detto, è Vetta, Violetta detta Vetta, questa giornalista, che tra i 30 e i 40 anni, in realtà poi dopo si fatica a capire chi è il vero protagonista, perché ci sono tanti personaggi, tutti un po' strampalati, e ognuno col suo carattere, con la sua bellezza, diciamo, e curiosità. E in questo caso, diciamo, ci sono due tipologie, secondo me, di personaggi, proprio se vogliamo tagliarlo col righello. Una sono i Carlo Furtini,
e l'altro sono invece personaggi appunto un po' come Vetta che vengono da fuori e che sono quasi onirici, diciamo anche un po' fantasiosi, perché poi un'altra caratteristica di questo libro è proprio questo fatto che ogni tanto io infilo delle cose che il lettore no, torna indietro nella pagina e dice: non ho capito, ma questo è un sogno oppure una realtà, perché ci sono dei personaggi insomma che però in realtà per chi conosce Carloforte non sono così strani, perché Carloforte è uno di quei posti dove una volta che ci sei dentro non ti stupisce quasi più che possono succedere le cose più curiose, ecco, più strane. Però il Carlo Fortino, e devo dire era una delle cose che poi mi spaventava di più nel momento di stesura del libro, è un tipo umano molto particolare, per carità, poi voglio dire, ogni scarrafone, come si suol dire, è Certo. bella mangiata, quindi tutti i tipi umani lo sono. Però i Carlo Fortini hanno proprio delle note, forse perché sono molto accese, quindi Sì, hanno una loro burberaggine, non so neanche come si dica, che però poi dopo effettivamente nasconde anche una forma di gaiezza, di allegria, sono sguaiati, per cui se ci si raffronta un po' come dicevi tu con l'atteggiamento del turista anche un po' spocchioso, oppure insomma bisogna prendere bene le misure e allora lì si riesce a entrare. Per cui io, per quello ti dico, ero un po' terrorizzata perché ho detto questi passeranno questa foresta, no? Perché per loro sono tutti foresti, cioè tutti quelli che non sono Carlo Fortini sono comunque dei forestieri, anche i sardi, anzi certo. forse i sardi pure di più. Per cui io ho detto, mo io mi presento in quest'Isa con questo libro dove gli rubo dei segreti, perché appunto il libro in realtà si appropria, cioè io mi approprio di alcuni fatti anche reali, anche di cronaca, uno in particolare realmente accaduto e poi un po' li trasformo, così come un autore deve fare, non è una cronaca noir, non è è un libro dove c'è un po' di tutto, perché c'è il noir, c'è il fantasy, c'è il comedy, è una specie di miscuglio come a me d'altronde piace fare, cioè io appunto essendo anche un po' una brava cuoca, a me piace anche nei romanzi mischiare un po' gli ingredienti per far venire fuori un tutto che è comprensivo di tante cose. Quindi ho detto, Dio, io mi presento con questa roba qui, e invece quando ho presentato il libro a Carlo Forte mi aspettavo le arance, anzi appunto, non so, i polpi in testa, così che mi lanciassero code di tonno, e invece mi hanno fermato, cioè una coppia, poi nello specifico mi ha additato, ho detto ecco è arrivato il mio momento, questi adesso mi insulteranno, invece mi hanno detto guarda complimenti perché sei stata molto brava a fare il ritratto dei Carlo Fortini, quindi loro dicevano proprio la figura di Caterinetta, che è la figura appunto come abbiamo detto prima di questa signorina che ospita Vetta in casa sua, e la figura di Pietro che invece è un sommozzatore di Tonnara che come abbiamo detto è il bel Pietro, qualcuno appunto ha definito, perché mio malgrado è venuto fuori un Latin lover anche se io non lo volevo fare essere tale. Sono proprio due Carlo Forti, cioè in qualche modo l'una in un modo e l'una nell'altro sono riusciti a trasmettere evidentemente bene questo carattere Carlo Fortino, questo misto tra appunto causticità e simpatia e anche un po' di orsismo, no? Tipico di Carlo Fortino. Senti, dentro la vita il cuore della comunità e improvvisamente dentro la vita e il cuore della tonnara di questa comunità che rappresenta anche proprio l'essenza e la storia stessa di questo luogo. Carla? Sì, diciamo che il libro appunto ha due inizi, mettiamola così, perché appunto ha queste due anime prevalenti, una è il noir e una è il comedy. Il comedy inizia a Roma quando appunto alla nostra protagonista succede qualcosa che la spinge a partire. Il noir inizia proprio alla tonnara, nel senso, e ti racconterò appunto questa chicca, mettiamola così. Il libro, nella mia nucleo originale con cui l'avevo pensato, iniziava solo con il noir, cioè con questa immagine che avviene, insomma, che è un'immagine che è raccontata anche nella quarta, quindi lo possiamo dire, non sveliamo Certo, nessun segreto. certo. Vetta riesce a convincere Pietro a farsi portare durante appunto una mattinata di mattanza, quindi sta sulla barca, tra l'altro le viene dato un posto d'onore che è il Barbariccio, questa barca del Rais, che è il capo della tonna, il signore dei Tonnarotti, e sta lì che fotografa i tonni che si dibattono nella rete e a un certo punto lancia questo grido, no? Questo grido che appunto nel mio pensiero originario era proprio l'incipit del romanzo. E lei grida questo: c'è una donna in mezzo ai tonni, e sviene, insomma, poi dopo. E quindi ha
la mattanza diventa un luogo proprio di fondamentale, anche quasi scenografico, no? Perché viene descritta in maniera tale che uno proprio un po' la vede, questo momento in cui lei col sole a picco, quindi ha questa visione che a un certo punto poi farà nascere il suo vero viaggio, perché appunto i viaggi di vetta a Carloforte sono due: uno quello originario, cioè nel senso quello logistico quasi, che la porta a mettere un piede sull'isola, e poi il vero viaggio inizia da questo punto, quando lei si ossessiona di aver visto questa donna in mezzo ai colpi dei tonni, e inizia in maniera maldestra, perché appunto lei non è insomma, non è Maigret, non è Camilleri, non è Montalbano, cioè è una giornalista, anche tra l'altro di viaggi, quindi non di inchiesta, e quindi però si fissa e decide che deve scoprire questa questione, ammettendo lei stessa però, perché da questo punto di vista è un personaggio molto franco, che non è neanche sicura di averla davvero vista sta donna, però un po' si innamora, come succede però a tutti noi nella vita, no? Che ogni tanto, anche se qualcosa sappiamo che non è detto che sia vero, però ci piace credere che lo sia. Ed è un altro, secondo me, tema del libro, cioè questo concetto della verità a tutti i costi un po' sopravvalutato. Spesso, diciamo, è anche bello il viaggio che ci porta alla scoperta della verità, più che il raggiungimento effettivo finale, no? Quasi un po' morboso, di questa verità a tutti i costi. C'è però un tema parallelo, almeno per quanto mi riguarda, che mi appassiona in quanto proprio fruitore, no, di questo mondo tabarchino e della storia della tonnara, che ho avuto il piacere di condividere un po' con alcuni pescatori, piuttosto che con il regista sardo Giuseppe Caso, che anni fa ha fatto un'operazione potente, insomma, che si chiama Il presagio del ragno, un viaggio proprio con i tonnarotti per raccontare questa esperienza. Bellissimo. E ovviamente anche rileggendo, no, questo titolo così, insomma, importante, semplice ma importante, evocativo ma forte, no? I tonni non nuotano in scatola. Sì. Ecco Carla, il titolo, l'elemento narrativo che ci stai dando di questa vetta che vuole indagare, no? Che vuole ricercare comunque una storia o una verità, però forse, almeno per quanto mi riguarda, è anche un po', come dire, svelare o anche una metafora di un tema che oggi in quell'isola è un po' croce e delizia, perché la tonnara, come noi, questa straordinaria vita di comunità, un po' è andata dispersa, per cui tu mi offri anche lo spunto per allargare un po' la visione su questo Sì. tema. Ti sto ringraziando, ma vorrei anche una riflessione da parte tua. Sì, allora guarda, sì, il titolo effettivamente ha proprio la volontà di aprire, cioè è anche un po' ironico, nel senso che il concetto, che poi è in realtà raccontato proprio da un capitolo, da una svolta narrativa nel libro, cioè noi facciamo uso probabilmente chi più chi meno, però di parecchie scatolette di tonno, comunque barattoli, quello che vogliamo nel nostro quotidiano, dall'insalata, proprio anzi è un cibo un po' che ci salva, no? Anche certi pranzi, certe cene, così A volte da manco sempre. sappiamo che sia un pesce il tonno, forse. Esatto. Già il fatto che sia un pesce a molti secondo me non è ben chiaro. Con questo Esatto. titolo un po' voglio andare lì a parare, cioè nel senso è come dire, ecco, vi faccio vedere cosa c'è dietro questi tonni che voi vi Certo, mangiate in scatola, certo. appunto, perché come dice appunto Pietro, il protagonista, cioè il coprotagonista, le dice proprio questo: cosa credete voi in continente? Che i tonni nuotino in scatola, come ve li trovate al supermercato? E lì apre questa porticina verso il mondo di chi i tonni li pesca. Poi ovviamente sappiamo che quella di Carloforte attualmente non so addirittura sia forse o l'ultima o una delle pochissime Sì. tonnare effettivamente attive, quindi è anche vero che quei tonni che molti noi mangiano, non so bene, non nuotano in scatola, però ecco, poco ci manca. Però ecco, mi ha sempre affascinato, perché è un'isola dove il tonno appunto è insieme al mare, che è l'altro protagonista del libro, ma è appunto un po' come se si identifichino, no? In questa narrazione, ma anche in un'isola come Carloforte, tonno e mare sono un po' la stessa cosa per certi versi, e lì appunto vieni a scoprire, a parte prima di tutto scopri delle parti del tonno che penso che la maggior parte delle persone nel mondo non abbiano mai, no? Cioè, c'è il tonno alla trippa, esiste la trippa di tonno e si mangia la guancia del tonno, appunto come dicono, chi lo sa, il tonno è il porco del mare, perché Esatto. effettivamente non Non sono si butta tutti. via Quindi nulla, l'ho cioè, scoperto anch'io. scopri un mondo dietro al tonno che è appunto che alimenta e fa vivere una comunità. Quindi ecco, il titolo voleva ecco, giocare un po' su questa rivelazione. Ehm,
È un mondo affascinantissimo, affascinantissimo perché appunto ha dietro una serie anche di professionalità completamente sconosciute. Io stessa non avevo idea, per dire, che esistesse il sommozzatore di Tonnara. Quando l'ho scoperto facendo, leggendo e documentandomi, poi ne ho fatto il mestiere di Pietro, però appunto lì che ho scoperto che a un certo punto la Tonnara, che in realtà fino a un tot di tempo storicamente non sono ferratissima, però si svolgeva senza questo sommozzatore perché appunto facevano tutta una questione. A un certo punto loro si rendono conto che sarebbe stato utile per il Rais, che non aveva il sesto senso, avere degli occhi nel mare, e lì è nata la figura del sommozzatore, che non è altro che quello, l'occhio nel mare che serve al Rais per sapere quando devono fare determinati movimenti, perché lui sta lì, aspetta e capisce quando i tonni si stanno muovendo, e anzi in qualche modo li aiuta anche a incanalarsi in quella che è considerata appunto una specie di labirinto di reti che sta nel mare. E tutto questo è molto carino, viene disegnato da Pietro su una tovaglia di un ristorante nel momento del primo incontro, che è una cosa che effettivamente a me è successa davvero tanti anni fa, quando in effetti anch'io ero mancata da Carloforte per qualche anno, sono tornata, ero al ristorante e davvero mi è successa una cosa come quella che succede a Vetta, cioè ero con un'amica, non c'era posto al ristorante, il ristoratore mi ha detto: guarda, se vi accontentate, qui c'è Pietro, cioè in quel caso non si chiamava Pietro, e devo dire la verità, anche se la gente quando lo dico non mi crede, non mi ricordo più niente di questo personaggio, so che è esistito, almeno ho una testimone, se fossi stata sola, ecco, starei lì come Vetta con la donna nei tonni, oscillerei tra la certezza di averlo vissuto o di essermelo inventato, come spesso mi capita. Comunque, e questo personaggio davvero c'ha questo. Allora ci spiegò la figura del sommozzatore di Tonnara e ci fece questo disegnino nella tovaglia, facendoci scoprire un mondo, perché anche proprio dal punto di vista logistico è tutta una cosa molto affascinante. Consiglio chi va a Carloforte di visitare, quando è aperto, il Museo della Tonnara, perché Sì. aiuta a comprendere meglio come funziona. Senti, l'infanzia di Vetta o quella di Carla in qualche modo aveva dentro qualche sedimentazione, qualche rimando, qualche ossessione dall'infanzia stessa attraverso la quale poi tornare sull'isola di San Pietro? Sì, allora io appunto che ho frequentato, come ho già detto, l'isola moltissimo quando ero bambina, poi ho avuto una piccola pausa, ma poi in realtà sono anni che ci rivado. Però avevo questa ossessione che poi appunto a cui ho dato sfogo nel romanzo, che era questa casa, una vecchia casa, allora quando la frequentavo io da bambina, quasi decrepita, che stava su un istmo, che è quello che a Carloforte viene chiamata la Punta, che Sì. poi tra l'altro è proprio la punta estrema che sta di fronte alla posizione nel mare dove spesso, dove in generale passano i tonni e viene piazzata la tonnara, e infatti sta vicino anche la tonnara. Nel nulla di questi scogli lambiti dal maestrale, dove appunto ci sono molte immagini perché è uno dei miei luoghi tra l'altro preferiti di mare in assoluto nella vita, che io appunto anche l'altro giorno confesso, in un momento di scoramento qua di Roma arancione e rossa, non si capisce mai niente di quello che si può fare o no. Per tranquillizzarmi ho visualizzato me stessa seduta su questo scoglio in quel punto della punta, perché si chiama la punta, questo luogo di rocce quasi lunari, e lì in questo punto qui, che può essere pacifico o diventare il cuore dell'inferno, perché poi Carloforte appunto è un'isoletta lambita dai venti e soprattutto dal maestrale, che ne cambia completamente le conformazioni, può passare da sembrare un paradiso a essere invece un luogo dalle tinte quasi appunto infernali. E qui in questo scoglio che quasi ti sembrava che cadesse in acqua c'era questa casetta decrepita che si narrava essere appartenuta a questa vecchia, perché era una donna anziana, molto anziana, che aveva subito appunto una vicenda luttuosa, perché poi appunto è stato uno dei pochissimi casi di cronaca nera a Carloforte, è stata trovata morta dentro casa. Però a me, devo dire, di questo aspetto noir mi interessava quasi niente, a me interessava la casa, non avevo delle velleità, c'ero proprio me bambina pensava che bella questa casa, cioè no, io sono sempre stata ossessionata dal mare, pensa tu svegliarsi ogni mattina a vedere questo paradiso, stare qui, quindi il mio sogno era
fondamentalmente comprarmi questa casa, far sì, impossessarmene. Quando sono tornata, ovviamente dopo un po' d'anni, in realtà ovviamente la casa era andata, ma non andata perché era stata abbattuta come qualcuno poteva aspettarsi, perché era palesemente, credo, un abuso, cioè mi sembra improbabile che qualcuno oggi darebbe il permesso di costruire lì, invece sta lì, bellissima, smagliante, viene descritta nel libro come sembra un po' una casetta da Mulino Bianco, queste pareti bianchissime, questi la ridipingeranno tutti Sì. gli anni, non so come fanno, ed è stata comprata, credo, da degli stranieri, perché c'è sempre questa macchina con una targa straniera, che poi appunto nella mia mente sono stati trasformati, ci sono dei cani cattivi che in loro possesso, insomma io ovviamente li ho cercato di streghizarli perché per me hanno tutto il mio odio perché si hanno rubato la mia casa dei sogni, scherzo ovviamente, e quindi avevo questa immagine, questa donna, e in realtà appunto al di là di questo evento che poi l'ha coinvolta, ma che nel romanzo non è raccontato perché a me proprio, come dicevo, non interessava, mi piaceva anche questa figura mitologica di questa donna che abitava lì sola, si narrava che attraversasse a nuoto questo tratto di mare che dalla punta arrivava fino al porto, una roba impensabile che a me appunto, proprio per questo concetto del maestrale, che lì poi a un certo punto arriva, è uno degli argomenti del libro, è questo fatto dei venti, no? C'è un capitolo che si intitola proprio Che vento ci sarà domani, che è una delle domande tormentoni Esatto. che si trova, dalle quali si è afflitti, chi come me soprattutto purtroppo diventa ancora non capisce tutto, appunto sta lì, pende dalle labbra di quelli che capiscono qualcosa, perché lì ovviamente tutto cambia con il vento, Sì, cioè tutto si trasfigura, anche una spiaggia meravigliosa diventa insopportabile e così via. è Quindi interessante. la mia ossessione era questa, la vecchia signora e la sua casa. Interessante quest'ultimo passaggio perché veramente io lo sto scoprendo, io vivo qua a Cagliari da 10 anni, arrivo da Brescia, quindi puoi ben immaginare, insomma, e Mhm. questo rapporto ecco, di vivere su un'isola, anche no, come dire, a dispetto o a favore di un clima, soprattutto quello dei venti e delle piogge. E bisogna ammettere, Carla, che insomma stare a Carloforte questa cosa la senti un po' Sì, più vera, più intensa, perché insomma Cagliari è vero, stai sul mare, ma non hai certo, però oggettivamente questa sensazione di essere precluso, fermo, chiuso, no? Su un'isola, insomma, in qualche modo. sì, infatti, appunto, diciamo, nel retro della cosiddetta quarta di copertina, Eccolo qua. l'editore di questo libro, che è Sì, Fandango, ha scelto questa frase, che è: il mare è il padrone dell'isola, che fa e disfa a suo piacimento e ti fa vedere quello che vuole, quando vuole e se lo vuole. E devo dire che appunto quando ho incontrato il sindaco, abbiamo preso un caffè dove io ho avuto piacere di regalargli il libro, lui ovviamente non l'aveva letto, l'ha girato, ha letto questa frase, mi ha detto: guarda, da Carlo Fortino, Doc, ti dico che ha inquadrato perfettamente con poche righe il nostro rapporto col mare e quindi con il vento, che in questo caso sono fratelli. Dice perché noi siamo proprio in preda a un dio, no? Non per niente appunto i latini dicevano, vedevano Nettuno. Insomma, è proprio un dio che ha le ire, quindi si arrabbia, se è molto molto arrabbiato diventa cattivo e quindi ti impedisce, cioè diventa veramente punitivo nei confronti degli abitanti dell'isola. Punitivo a tal punto che quando soffia veramente forte e qui il vento e quindi il mare è molto cattivo e molto arrabbiato, loro non possono muoversi dall'isola. Quindi anche tanti di loro, che ovviamente non è che tutti i Carlofortini vivono, cioè, vivono nell'isola, ma magari lavorano fuori e devono prendere un traghetto per raggiungere la costa, Portovesme, Porto Scusa, dove ci sono delle industrie, insomma, delle cose, delle attività commerciali che gli danno lavoro, in quei casi, o anche gente che insegna, per dire, devono starsene a casa perché il traghetto viene annullato e finché il mare non si placa non possono fare niente. E questo, diciamo, secondo me è l'elemento per noi che non siamo proprio abituati a queste cose qui più sconcertante, no? Pensare che addirittura, no, quando uno dice siamo nel 2021 e deve decidere il mare, il vento, se io posso andare a lavoro così è. oppure no. Eppure così. Oppure lui diceva un'altra cosa che viene un po' raccontata nel libro, è questo il concetto dell'erosione, no? Carloforte ha questo simbolo, uno dei simboli di Carloforte erano queste due colonne calcaree, che si chiamano appunto le colonne, Le colonne, che sono in sì. tantissime cartoline, e che danno il nome anche a una bella spiaggia, una bella tratto di costa. Ormai in realtà non sono più le colonne, ma è una colonna, tra l'altro pure un po' sghemba, un po' sbeccata, perché il mare e il vento se la sono mangiata. Quindi
dici, fa anche delle trasformazioni proprio da Dio, cioè crea e distrugge. E poi lui stesso diceva, il sindaco, però vedi ad esempio quella ce l'ha tolta, ma voi non lo sapete perché magari non lo vedete, ma dietro, lui mi ha detto, questo isolotto di Geniò, che è un altro punto citato nel libro, c'è un mondo di nuovo, di rocce, proprio di costruzioni calcaree che prima non esisteva e che quindi dove toglie poi crea, no? Quindi come un vero e proprio Dio. Devo ringraziarti Carla perché attraverso questo scorcio di racconto tra l'erosione, le colonne e questa forza del mare mi hai fatto riaffiorare, Mm. riemergere la figura di Sergio Azzeni che in quelle Sì, acque, insomma, no, ha perso la vita, forse non sì, l'anima proprio tra perché le colonne dicono sì, sì. perché poi insomma è stato uno dei nostri, tra virgolette, qui in Sardegna, ma non solo, uno degli Omeri contemporanei, insomma, che meglio sapeva raccontare poi no, l'individuo al di là della storia e dell'appartenenza alla terra di Sardegna. Quindi grazie per questo Ma racconto figurati, perché tra l'altro c'è un festival che è dedicato a sì, Sergio Azzeni che tra l'altro credo facciano in settembre proprio a Carloforte sì, perché appunto ne conservano, ne celebrano la memoria. interessante anche questo tipo di suggestione di memoria, ecco, quindi grazie Mm, per, come dire, la sponda in questo figurati. caso. Senti, invece della copertina ce ne vuoi parlare? Come dire, Sì. è il costume della tua infanzia? Che cos'è? No, in realtà io appunto sono, sono un'autrice artigiana, nel senso che ovviamente occupandomi da tanti anni proprio dell'aspetto commerciale dei libri, quindi anche delle copertine, l'editore ne approfitta, giustamente, è anche un editore illuminato perché poi un po' ne approfitta, un po' mi permette insomma, di scegliere, che non è una cosa scontata, non tanti lo sanno, ma normalmente l'autore non deve scegliere la copertina, spesso e volentieri se la trova davanti quasi quasi quando il Certo. libro è diventato libro, quindi è una rarità. E io devo dire, sia per questo che per il mio precedente romanzo, che si chiama Che cosa fanno i cucù nelle mezz'ore, che è uscito sempre con Fandango, ho avuto appunto il privilegio di poterla trovare, ecco, nel senso di dire la mia, cioè di portare il mio e l'editore ha scelto poi effettivamente le immagini che io ho portato e sono immagini che io trovo su Instagram, in questo caso appunto stavo cercando perché poi mi dimenticavo, si chiama Tun Junsen, l'autore, sono in genere fotocollage, Sì, ovviamente noi chiediamo e paghiamo i diritti all'autore, non è una cosa pirata, li contattiamo, tant'è vero che in realtà originariamente io ne avevo scelto un'altra e l'autrice non ha dato i diritti, quindi l'abbiamo sostituita, però ecco, sai come succede certe volte, sono molto, più la guardo, mi è capitato appunto anche in altre occasioni di rifletterci sopra, più penso che questa sia stata proprio, fosse la sua faccia, come sì. si suol dire, la faccia del libro. È un momento molto importante quello della scelta delle copertine e devo dire nel mio caso secondo me hanno fatto anche loro il successo del libro proprio perché sai poi ormai i libri ce ne sono tanti in Italia, se ne stampano e se ne producono diciamo in eccesso e non è facile riuscire a trovare copertine un po' che si distinguano no, e acchiappino anche un po' l'occhio del lettore negli scaffali. È un'immagine che conserverai sempre nel tuo baule da Mainà, insomma, che in qualche modo, Sì. cara Carla. Senti, come dire, adesso questa forza evocativa del mare, ecco, Vetta in qualche momento cerca anche un alibi attraverso il mare che blocca il traghetto per non partire, va in conflitto, come risolve il suo ripartire, il suo riprendere il mare, il viaggio? Beh, Vetta, come abbiamo detto, ha una ragione, ecco, al di là della ragione esistenziale, del richiamo del mare, è andata lì perché è successa una cosa che ugualmente si può raccontare perché non è un segreto. Lei a un certo punto, che è l'incipit comedy, diciamo, il primo incipit, lei va a Carloforte per scappare dalla sua vita romana, ma in realtà proprio dal suo fidanzato romano. Perché? Perché lei, appunto, la mattina in cui il libro inizia, stava cercando disperatamente un biglietto del tram, dell'autobus, della metro, come appunto ci capita spesso qui a Roma, visto che si deve prendere per forza, non lo trova da nessuna parte,
e mette la mano nella tasca del fidanzato, di una giacca del fidanzato, dico sempre, veramente non voleva frugare, voleva veramente il biglietto, e trova però una scatoletta incartata con una carta di una gioielleria, e lì a quel punto la curiosità è femmina, come si suol dire, ma anche maschio, perché chiunque Certo. avesse trovato una scatoletta avrebbe detto, oh mio Dio, cosa ci sarà dentro? E lei però non la apre, non fa niente, cioè capisce che dentro c'è qualcosa, ovviamente perché è anche incartata, e lei a quel punto ha una specie di crisi di panico. Al contrario, ecco, rispetto a quello che è, diciamo, lo stereotipo femminile a cui siamo abituati, ossia non fa i salti di gioia per il fatto che trova un anello di fidanzamento, di quello che lei pensa. Poi dopo appunto vedremo che è una commedia un po' degli equivoci, come si capisce da subito. Decide: questo mi vuole sposare, cioè, oh mio Dio, devo sfuggirgli. Perché? Perché Vetta, per sua stessa ammissione, ma per patto tacito anche con Federico, questo suo fidanzato, non vuole sposarsi, odia il matrimonio, lo considera un mercificio orrendo, come lei stessa dice, e dice no, assolutamente questo deve essere impazzito, si avvicina alla soglia dei 40, evidentemente tutti questi amici che si sposano devono avergli dato la testa, ma a me non mi frega, io scappo, mi faccio mandare lontano, così procrastino e poi qualcosa mi inventerò per convincerlo che è tutta una pazzia e dobbiamo resistere alla nostra volontà di non sposarci. E quindi scappa, per cui diciamo in qualche modo poi la situazione evolve, perché la trama appunto di indagine grottesca, simpatica, noir, Pietro, Caterinetta e altri personaggi Carlo Fortini viene affiancata da questa vicenda che ovviamente cerca un chiarimento, perché sto fidanzato a un certo punto le dirà vabbè, mo quanto ci devi stare a Carloforte, avrai scritto questo articolo, in più lei nel frattempo cerca di distrarlo raccontandogli questa storia della donna e bla bla bla. Quindi a un certo punto arriva un momento in cui la sua missione è finita, non ha più scuse e deve tornare, e in realtà si risolve con una promessa all'isola, a se stessa e ai nuovi amici che ha acquistato nell'isola, di tornare presto. Cioè, lei dice non dovrà mai più passare tanto tempo, non dovrò mai più passare tanto tempo senza tornare a Carloforte, quindi è una partenza che in realtà è un arrivederci, quindi in questo modo un po' lenisce la sofferenza, no, dell'addio, che è una cosa, il momento della partenza, l'approdo e la partenza da Carloforte viene descritto, è un momento importante del romanzo perché è un momento di sofferenza che caratterizza secondo me un po' tutti, me sicuramente. Cioè, ogni volta che arrivo a Parto io sono sempre emozionatissima, come se incontrassi appunto il mio grande amore sulla banchina, è come se ci allontanassi, anche se poi so che ci tornerò insomma, anche l'anno prossimo, magari anche prima dell'anno prossimo. Ogni volta che io me ne vado da Carloforte per non dover tornare per un po', io soffro, cioè il mio cuore in qualche modo si rompe, no? Che poi, vabbè, nel mio caso, poi si rirompe quando me ne vado dalla Sardegna per tornare a Roma, Chiaro. cioè, insomma, è un continuo attacco. Se ti tagliassero a pezzetti in qualche modo, insomma. Senti, Carla, c'è una traccia anche sonora quando scrivi, e se magari in questo caso qualche musicalità o qualche cantore di Carloforte ti ha un po' condizionato nella scrittura, condizionato nel senso bello del termine, ovviamente. Certo, allora guarda, ci sono l'elemento musicale è impersonificato in questa coppia di sorelle che si chiamano le Capinere, che sono delle sorelle che cantano, che sono ormai super anziane, mi auguro abbiano passato la loro tradizione, credo anche di sì, che qualcuno mi abbia detto, che sono famose per cantare le serenate, perché Carloforte inaspettatamente, perché uno appunto se conosce un Carlo Fortino non si aspetta un animo particolarmente romantico, invece loro lo sono e fanno le serenate. Mia mamma, ad esempio, appunto mi racconta sempre di queste serenate che ovviamente prima erano molto più diffuse, che squarciavano la notte e spesso appunto i fratelli, i padri, no? Si inferocivano lungi dagli apprezzarli perché li buttavano giù dal letto, e venivano appunto l'innamorato incaricava, ma in realtà incarica ancora adesso, ora probabilmente molto più folcloristico, però di fare queste. E quindi c'è un momento nel libro in cui Vetta assiste a questa canzone. Personalmente, invece, la colonna sonora di Carlo Forti, di questa scrittura, così come in realtà lo è anche della mia vita, è ovviamente Fabrizio De André, al quale è dedicato anche lui un bellissimo festival che si chiama Creusa de Ma, di musiche Sì. del cinema, ed è molto, molto carino perché ad esempio ho fatto una presentazione
alla Biblioteca di Pula in giugno, e proprio mentre stavamo per parlare, introdurre la figura di Pietro, il sommozzatore, da un chioschetto probabilmente vicino, limitrofo alla biblioteca, è partito il pescatore di De André, così, in maniera per cui, sai, vedi le musiche come si infilano nella narrazione anche quando tu in quel momento non le hai previste. E d'altronde le acciughe fanno sempre il pallone, insomma, quando Eh c'è da sì. raccontare una storia come questa. Carla Fiorentino, un'ultima curiosità, Gianni Morandi cosa dice di questo libro? Insomma, non so se hai avuto Allora, Gianni Morandi io l'ho cercato disperatamente, ho cercato Eccolo, amici in comune ecco, perché volevo assolutamente che avesse il libro, però per adesso, fino a questo momento, non ho avuto un riscontro, però è spassosa perché quando l'organizzatore di questo festival che io ho aperto, che è il Festival dei Libri di Isola dei Libri di Carlo sì. Forte, mi ha detto che abbiamo qua la nostra Gianni Morandi in gonnella, e io me lo sono preso, mi è sembrato un grande complimento, soprattutto sperato di ottimo auspicio. Se facessero la fiction come hanno fatto anche, finalmente io sarei a posto, ecco. A quel Che punto dire, insomma. l'assessorato alla cultura non me lo toglie nessuno, Carlo Che Forte. dire, Carla, c'era una ragazza che come te, insomma, e come i tonni non Scriveva di nuotavano in scatola. vetta e di tonni. Carla Fiorentino, grazie di cuore per essere stata Grazie con a noi a voi, Librus. I tonni non nuotano in scatola, Fandango Libri. Carla, veramente è stato un piacere per la tua anche narrazione. per me, grazie mille. Un abbraccio, buona fortuna, buon viaggio. Grazie. Grazie, a presto. Ciao Carla.